Presentato stamani dal comandante provinciale dei Carabinieri Vittorio Stingo il calendario storico dell'Arma dell'anno 2021, affidato alla penna di Valerio Massimo Manfredi, custode e cantore della storia antica e delle tavole realizzate da un esponente della transavanguardia italiana, Francesco Clemente, un maresciallo Donato Alighieri, emblema del buon carabiniere toscano come sommo poeta, e il filo conduttore trasversale tra i 12 racconti, uno per ogni mese. Alighieri, colto fino al punto di conoscere a memoria l'intero poema, narra di vicende verosimilmente accadute nel suo percorso di carriera e nelle diverse esperienze operative maturate, percependo le parole di Dante come fonte insostituibile di ispirazione per coraggio, inventiva e generosità. Il calendario storico 2021 dell'Arma dei Carabinieri è dedicato ai 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri. Dante Alighieri, il sommo poeta toscano, inventore della lingua italiana, descritta attraverso i suoi terzetti, gli endecasillabi della Divina Commedia in particolare. Il calendario rappresenta anche un trade union tra Dante Alighieri e l'Arma dei Carabinieri attraverso quella che è la rassegna di fatti criminosi che Dante descrive principalmente nel Cantico dell'Inferno e che rappresentano poi una serie di eventi ripresi successivamente anche da altri scrittori importanti come Shakespeare o Edgar Allan Poe in quelli che sono poi i romanzi gialli. Il calendario anche quest'anno viene affiancato dall'agenda storica, è un'agenda che invece è dedicata ai 150 anni dalla prima uscita pubblica di Pinocchio di Collodi e rappresenta anche questa, riprende i famosi classici due carabinieri che arrestano Pinocchio, il cattivo burattino che non voleva andare a scuola.